Occupazioni abusive, blitz delle forze dell'ordine in via del Cavalcavia a Vicenza. È il proprietario di casa a lanciare l'allarme. Ha provato a entrare nella sua abitazione ma non c'è riuscito, scoprendo che l'appartamento è occupato. Gli agenti della questura, con l'unità cinofila antidroga delle Fiamme Gialle e la polizia locale, entrano in azione, circondano l'area e si introducono nell'appartamento, dove trovano 3 tunisini irregolari in Italia e con precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio. L'abitazione viene riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i 3 stranieri accompagnati in questura sono stati denunciati per occupazione abusiva. Uno dei 3 uomini, che ha già violato l'ordine del questore di abbandonare l'Italia, è stato accompagnato al centro per i rimpatri di Milo, in Sicilia, per essere espulso. Lo stesso accadrà agli altri 2 se non lasceranno il territorio nazionale entro 7 giorni, come da ordine firmato dal questore di Vicenza. Ma il tema delle occupazioni abusive continua a far discutere, così come il degrado subito da chi vive nella zona tra Viale Trissino, Borgo Casale e San Pio X. Come nelle altre zone, non né più né nemmeno. Cioè? Cioè così dappertutto. No. Purtroppo la città è diventata così. Si evita di uscire la sera? Sì, io evito di uscire la sera se posso, sì. Adesso esco in macchina. Per il momento adesso è abbastanza tranquillo. Poco tempo fa c'erano dei personaggi di colore in bicicletta, avanti, indietro. C'erano un sacco di monopattini, biciclette, gente, ragazzini che di notte, di sera, cioè i miei ragazzi sono pure fuori, ma erano tutti dei movimenti strani.